Buongiorno. Una clamorosa operazione della Guardia di Finanza che a Venezia ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità e ai trasporti del Comune di Venezia Renato Boraso e di altri amministratori che sono stati comunque colpiti da misure cautelari, amministratori, altri politici, imprenditori. Vediamo il titolo del Gazzettino: appalti e corruzione, l'assessore Boraso in carcere, 20 misure cautelari, coinvolti amministratori, funzionari e imprenditori. Vediamo anche la Nuova Venezia, appalti e corruzione a Venezia, tutti i nomi degli indagati e degli arrestati. Al centro di questa inchiesta c'è la vendita del Palazzo Papadopoli che si affaccia sul Canal Grande. Ma vediamo subito il servizio della nostra redazione, in attesa poi di collegarci con Ilaria Marchiori e Sandro Ponga, perché sta per iniziare la conferenza stampa della Procura della Repubblica di Venezia. Diamo il servizio. Il terremoto giudiziario che scuote Venezia scatta all'alba. Vasta operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura, che riguarda amministratori pubblici, funzionari e imprenditori. Il nome più noto coinvolto nell'inchiesta è quello dell'assessore della Giunta Brugnaro, Renato Boraso, arrestato per una lunga serie di episodi, ma la Procura ha chiesto misure cautelari nei confronti di altre 17 persone, solo in parte accettate dal GIP. Oltre a Boraso, in carcere è finito l'imprenditore edile della Riviera del Brenta, Fabrizio Ormenese. Boraso, assessore alla mobilità e ai trasporti e nella precedente Giunta Brugnaro anche al patrimonio, è accusato dalla Procura di corruzione per la cessione di Palazzo Papadopoli, per aver fatto scendere il valore del palazzo da 14 milioni a poco più di 10 milioni, prezzo ritenuto vantaggioso per Ching Chat Kwong, imprenditore interessato all'acquisto, che era intenzionato anche a comprare l'area dei Pili, di proprietà dello stesso sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, anche se poi l'acquisto non si concretizzò. Per aver fatto ribassare il prezzo, secondo l'accusa, Boraso avrebbe ottenuto 73.200 euro sotto forma di consulenza alla società Stella Consulting, di proprietà dello stesso Boraso e della moglie. Una consulenza in realtà mai eseguita, secondo le indagini della Procura. Per ostacolare la provenienza delittuosa della somma, sempre secondo le indagini, Boraso avrebbe poi trasferito parte di questa somma ad altre 2 società, come ad esempio la Boraso Agricola. Tra gli altri episodi contestati a Boraso c'è l'operazione Park 4.0, ovvero la realizzazione di un parcheggio all'ingresso dell'aeroporto Marco Polo di Venezia. Secondo l'accusa, Boraso avrebbe intascato nel gennaio 2015 80.000 euro dall'imprenditore Nievo Benettazzo per aver presentato una modifica del piano regolatore e aver realizzato altri passaggi che avrebbero permesso la realizzazione del parcheggio. L'indagine della Procura di Venezia è molto vasta e riguarda, tra le altre cose, anche una serie di appalti relativi ad ACTV, per i quali i PM avevano chiesto una misura restrittiva anche nei confronti del direttore generale Giovanni Seno, richiesta rigettata dal GIP. Seno resta comunque indagato. Tra le altre misure disposte dal giudice ci sono gli arresti domiciliari per Matteo Volpato, Fabrizio Salis, Alessandra Bolognin, Daniele Brichese, Francesco Gislon, Carlotta Gislon e Marco Rossini. L'interdizione totale per 12 mesi dall'esercizio di imprese e di uffici direttivi di persone giuridiche e di imprese riguarda invece Gaetano Castellano, Stefano Comelato, Elio Costantini, Francesco Piccolo, Sergio Pizzolato e Stefano Pizzolato. E sembra che questa inchiesta abbia in qualche modo confermato le insinuazioni e le accuse di un servizio di Report contro cui l'assessore Boraso si era scagliato, un servizio che era uscito l'anno scorso. Vediamo, sentiamo cosa aveva detto Boraso. Mi difenderò con i miei legali, ovviamente querelando questo signor Vanin per le dichiarazioni infamanti, tra l'altro una persona che non smentisco di aver conosciuto 7 anni fa, però sinceramente è inqualificabile, sono inqualificabili le affermazioni. Replica così l'assessore comunale Boraso al servizio della trasmissione Report sulle trattative nel 2016 per l'area dei Pili tra l'imprenditore di Singapore e il sindaco Brugnaro, e per cui all'indomani le opposizioni ne hanno chiesto le dimissioni, mentre lui si è difeso parlando di strumentalizzazioni. Al centro di quel servizio anche il ruolo dell'allora ex assessore al patrimonio Boraso, che avrebbe incassato 2 assegni per un totale di 70.000 euro per una consulenza da una società in rapporti col cinese Wong. Non sono 70.000 euro perché l'IVA si versa allo Stato, ci sono 12.000 euro di IVA che, scusatemi la precisazione, non ho incassato l'IVA l'ho versata allo Stato. Credo che sia praticamente impossibile che il sottoscritto assessore 7 anni fa abbia influito sulla perizia di stima del Palazzo Papadopoli, ma non perché voglio difendermi, basta chiederlo ai 3 funzionari
del Comune di Venezia, persone stimate e serie che hanno curato la perizia giurata di quell'immobile. Mai e poi mai sottoscritto abbia influenzato quella perizia per consentire di agevolare un'asta pubblica che poi ha comprato un signor cinese che io minimamente conosco. Talmente oscura la vicenda che ho fatto effettuare un contratto e poi sono stato regolarmente pagato con delle relazioni consegnate. Le tangenti si svolgono in altra maniera in questo paese. Poi aggiunge: So che questo personaggio ha procedimenti pesanti per bancarotta fraudolenta in corso e altre vicende personali per denunce di ogni ordine e grado. Ho sentito anche il dottor Ranucci di Report, ha detto che darà adeguata replica perché forse non si è informato sull'attendibilità della fonte e della persona. A volte dico sempre, è capitato anche a me che prima di comunicare con certi personaggi bisogna informarsi con chi si ha a che fare e con chi si ha di fronte. E questa era la difesa da parte di Renato Boraso, la risposta alle accuse. Secondo quanto ha fatto sapere la magistratura, Boraso avrebbe fatto scendere da 14 a 10 milioni il prezzo della vendita di Palazzo Papadopoli, che ricordo era proprietà anni fa di Bianca di Savoia e del marito Giberto Rivabene. Era stato poi appunto venduto a un imprenditore cinese. Secondo l'accusa, Boraso avrebbe spostato questi 70.000 euro per una consulenza che non era stata fatta a una delle sue società. Adesso andiamo su una vicenda che ha riguardato l'assessore Boraso come assessore ai trasporti, ma non riguarda Boraso, ma le dimissioni dell'ultima paziente della strage del bus di Mestre, su cui ovviamente Boraso era intervenuto più volte. Una bambina di 9 anni. Andiamo subito, è una bella notizia, andiamo a Padova da Valentina Visentina. A te Valentina. Sì, buongiorno direttore, noi ci troviamo all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova finalmente con una buona notizia, perché è stata dimessa la piccola Anastasia, la più piccola dei pazienti ricoverati a seguito della strage del bus di Mestre, dove persero la vita 22 persone e 15 feriti. I più gravi vennero ricoverati proprio qui al centro grandi ustionati dell'azienda ospedaliera di Padova, e tra di loro c'era la piccola Anastasia. Un lungo percorso iniziato più di 9 mesi fa. Qui con me c'è il direttore generale Giuseppe Dalbene e il dottor Bruno Azzena del centro grandi ustionati, che 9 mesi fa ci disse: scioglierò la prognosi il giorno in cui dimetterò la piccola Anastasia. Quel giorno è arrivato, è stato un percorso molto lungo ma positivo, soddisfacente non solo dal punto di vista professionale ma soprattutto umano, vero dottore? Assolutamente sì, è una vittoria della sanità, del gruppo, della medicina che va avanti e che ci ha consentito di arrivare a quello che ancora oggi possiamo considerare effettivamente un traguardo che abbiamo atteso ed è arrivato grazie alla disponibilità di tutto lo staff, di tutta la medicina, di tutto il personale di questa azienda con il quale ho avuto il piacere e l'onore di collaborare. Dalle ustioni importanti ai traumi veramente gravi, però Anastasia non si è mai arresa e con lei c'è sempre stata la mamma, che è stata un ulteriore supporto per il decorso della piccola. Assolutamente sì, è un legame naturale che nel momento della malattia diventa ancora più importante mantenere e diventa ancora più forte, ed è un aspetto molto importante che ci consente, come dicevo anche prima, è un momento di cura, la presenza della madre chiaramente a fianco alla bambina per tutto questo tempo. La madre non si è mai sottratta e quindi questo ha consentito anche questo di raggiungere quel traguardo. Piccola ha festeggiato il suo compleanno proprio qui l'altro giorno, qui in azienda ospedaliera, e oggi pomeriggio uscirà per mano della sua mamma che era stata anche lei ricoverata qualche giorno dopo l'incidente di Mestre. Qui in azienda ospedaliera, dottor Dalbene, avete accolto i casi più gravi e questo insomma oggi è una giornata positiva perché viene dimessa l'ultima paziente. Sì, è stato veramente bello rivedere il sorriso di questa bimba nel suo viso dopo 9 mesi e qualche giorno appunto di ricovero in
ospedale. A Padova sono arrivate da Mestre le situazioni più critiche, sono 5 le persone che abbiamo accolto, 4 le abbiamo potute dimettere e appunto Anastasia è l'ultima di queste 4 persone, una purtroppo non ce l'ha fatta e questo ci dispiace molto. È stato un grande lavoro di squadra, un grande impegno, ma è il nostro lavoro che cerchiamo di svolgere nel miglior modo possibile. È stato un successo sicuramente di professionisti, di tecnologia, ma soprattutto è stato l'aspetto umano quello che ci ha più colpito di questa tragedia e di questo risvolto positivo che possiamo appunto constatare con mano oggi. Grazie dottor Dalben, da Padova è tutto, direttore della linea torna allo studio. Monte, Valentina Visentin, Federico Cibotto, è una tragedia, ricorderete, che è stata provocata, l'ha rivelato una recente perizia, non da un malore del conducente ma da un guasto meccanico. Si era improvvisamente rotto lo sterzo, l'autista aveva cercato di mantenere il mezzo sulla carreggiata ma senza riuscirci e poi questo autobus è precipitato per una decina di metri. Intanto ancora caccia al pirata della strada che a Tempio di Ormelle ieri ha falciato un disabile, un ragazzo down che era in compagnia della sua badante. La badante per fortuna si è salvata, per lui non c'è stato nulla da fare. Era un ragazzo molto buono, molto conosciuto. Vediamo i particolari di questa tragedia. Costituisciti, perché al di là dell'incidente c'è anche la gravità di una persona disabile, di una persona che non era in grado di potersi difendere se c'era la possibilità di difendersi, quindi spero che si possa costituire e se non lo fa credo che non possa avere la coscienza a posto la notte quando va a letto. Andrea Serra, direttore di Casa Vittoria, si rivolge direttamente al pirata della strada che ha ucciso e travolto Massimo Feletto, il 50enne con sindrome di Down, che qui nella struttura di San Polo di Piave era uno di casa, curava gli orti e le serre Massimo e lo faceva con totale abnegazione. E ormai era uno di noi, quindi faceva parte della famiglia di Casa Vittoria. E la notizia che è arrivata ieri sera è stata veramente un colpo al cuore. Per noi è una mancanza molto forte, perché comunque era un ragazzo buono, generoso, soprattutto per la situazione che aveva. La caccia al pirata della strada è aperta, si cerca in particolare una Fiat Grande Punto di colore chiaro, il cui specchietto è stato trovato nelle vicinanze del punto d'impatto in via Campagne a Tempio di Ormelle, dove i carabinieri sono tornati anche nelle scorse ore per un nuovo sopralluogo. Massimo stava passeggiando vicino casa sul ciglio della strada con la badante 40enne quando il veicolo li ha urtati. Sono da poco passate le 9 di domenica sera, è ancora chiaro, la donna riporta ferite lievi, Massimo invece viene sbalzato per diversi metri e muore praticamente sul colpo. L'automobilista non si ferma a dare soccorso e svanisce nel nulla. Seguono attimi concitati, ma le indagini partono subito, scandagliate le telecamere di tutta la zona. Tutto quello che è in nostro possesso, una parte di immagini sono già state consegnate alla compagnia di Conegliano che sta seguendo le indagini. Ancora tuttora in questo momento stanno scandagliando tutte le immagini possibili e tutti i lettori targhe della zona per andare ad individuare con precisione l'autore di questo gesto. Lo stesso Fantuzzi conosceva Massimo, attivo anche in parrocchia a Tempio. Sempre disponibile a dare una mano a raccogliere appunto l'elemosina, quindi era un personaggio conosciuto da tutti. E per Massimo ora tutti chiedono giustizia. Un gesto del genere non va assolutamente perdonato e non va lasciato perdere. E Massimo Feletto faceva parte di quei ragazzi speciali dell'orto di Casa Vittoria, si occupava della vendemmia solidale promossa dalla cantina Cecchetto con anche la vendita delle bottiglie al Vinitali e tutti lo ricordano con grande affetto. Massimo, ma qual è il tuo ruolo qui? Accompagnare per portare la cesta, per raccogliere
tutta roba del lotto che facciamo per accompagnare le persone e per dare un aiuto. Così ai microfoni di Lucio Zanato aveva raccontato la sua quotidianità nell'orto di Casa Vittoria Massimo Feletto, il 50enne di San Polo di Piave investito e ucciso da un pirata della strada. Una sorte che lo accomuna tragicamente al nipote 17enne Alessandro, morto in scooter 2 estati fa nello scontro con un furgone a Tempio di Ormelle. Era il 9 agosto 2022. Massimo a Casa Vittoria cercava di dare il meglio di sé. La ferma volontà di un gruppo di genitori, di figli con la sindrome di Down, di dare un domani ai loro ragazzi, la costituzione in cooperativa, poi nel 2017 l'inaugurazione della struttura, dove questi ragazzi speciali si danno da fare, e così faceva Massimo, che domani avrebbe compiuto 51 anni e che dopo la morte della mamma poteva contare sui fratelli Stefano, Cristina ed Erika e sulla grande famiglia allargata di Casa Vittoria, ma non solo. Era uno dei ragazzi cari all'imprenditore vinicolo Giorgio Cecchetto, morto nel settembre scorso a soli 61 anni. Massimo, alla vendemmia solidale, era sempre presente e non si risparmiava di certo. È bello fare le cose che serve. Lo avevamo ritrovato venditore al Vinitali, nello stand della Regione del Veneto, di quelle bottiglie solidali i cui incassi vanno a finanziare importanti progetti. Sei in copertina di questo giornale, perché? Perché io sono venditore di bottiglie, venditore della foto, per fare le cose che ha bisogno. Vino con etichette disegnate con le mani e con il cuore. Disegnare un po' fantasia, quello che ci vuole. Col cuore. Stiamo seguendo in diretta la conferenza stampa del procuratore della Repubblica Bruno Occherchi sulla ovviamente la vicenda degli arresti eccellenti, tra cui quello dell'assessore Renato Boraso, appalti e corruzione tra le accuse. Vediamo, è di un difficile collegamento perché c'è un segnale scarso. Vediamo se riusciamo a sentire qualche parola del procuratore. No, è un'immagine bloccata, frizzata, per ora ogni tanto si muove, ma c'è un grosso problema nel collegamento perché all'interno del Tribunale di Venezia in Piazzale Roma. Vedremo poi, ovviamente vi aggiorneremo su quello che ha detto il procuratore, che stiamo appunto seguendo in diretta con Ilaria Marchiori. Intanto andiamo avanti con la cronaca e continuano le ricerche della 73enne padovana che è scomparsa domenica mentre era in vacanza in Sardegna. La donna ha problemi di memoria, si è allontanata dal suo residence in Gallura. È scomparsa domenica, poco dopo pranzo, era uscita dal residence di Calalupo in Sardegna dove si trovava in vacanza. Sono giorni di apprensione per Carla Bastarolo Visentina, 73enne di Loreggio, di cui non si hanno più notizie. L'anziana padovana era in villeggiatura da un paio di giorni con il marito e 2 nipoti. Il comune di Stintino ha diffuso la comunicazione della scomparsa attraverso i social, fornendo elementi utili per la ricerca. Carla Bastarolo è alta 1,60 m, corporatura minuta, vestita con una camicia bianca a fiori, pantacollant chiari e ciabattine. I familiari hanno riferito ai carabinieri che la signora nell'ultimo periodo aveva accusato problemi di memoria. Domenica Carla ha detto al marito che usciva per stendere un vestito e non è più rientrata. La figlia Elisa, titolare di una cartoleria a Resana, aveva prenotato la vacanza ai genitori proprio in un residence chiuso e protetto perché la mamma si sentisse al sicuro. 2 interventi dei Vigili del Fuoco stanotte nel Vicentino, prima per rimuovere un tronco caduto davanti alla chiesa di Montebello e poi per spegnere un incendio divampato nella cucina di un'abitazione. Non ci sono stati feriti. Un incendio divampato dopo le 23 nella cucina al piano terra di un'abitazione ad Arzignano. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei Vigili del Fuoco ha spento le fiamme, circoscrivendo l'incendio solo alla cucina, evitando il coinvolgimento delle altre stanze. Al momento dell'incendio in casa non era presente nessuno. Precedentemente, intorno alle 20, i Vigili del Fuoco erano intervenuti nel piazzale antistante la chiesa di Montebello per un grosso ramo spezzatosi da un albero. La squadra ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza del luogo. Servizio di Luisa Bertini. Intanto continuano i controlli antidegrado in via Tommaseo a Padova. Altri 2 stranieri sono stati arrestati dalla polizia.
Ha finto di avere un malore per sfuggire ai controlli dei poliziotti che l'avevano notato in via Tommaseo mentre trascinava a mano uno scooter. Un 33enne marocchino ha tentato la fuga colpendo con calci e spallate, ma è stato bloccato e arrestato dagli agenti che aveva appena aggredito. I poliziotti hanno recuperato il motorino che era stato rubato il giorno prima in stazione a Padova. Il marocchino è stato fermato per rapina impropria e ha ricevuto l'ordine del questore di abbandonare il suolo italiano. Proseguono i controlli della questura nell'area di via Tommaseo. I poliziotti hanno arrestato un 31enne richiedente asilo nigeriano per spaccio sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina. Nella sua abitazione all'Arcella hanno poi trovato un involucro contenente 5 grammi di cocaina e uno quasi 7 grammi di eroina, oltre a denaro contante. Con questi 2 arresti salgono a 168 le persone arrestate da inizio anno solo in via Tommaseo per reati di spaccio e rapina. Vediamo la prima pagina della Tribuna di Treviso con un aggiornamento sul giallo che riguarda la morte di Alex Marangon. Sono stati risentiti i partecipanti alla festa, le prime ricerche sono state confuse. Gli inquirenti hanno riascoltato alcuni dei presenti al rito sciamanico, i testimoni lo abbiamo cercato subito e poi c'è anche la questione dei 2 curanderi, insomma questi 2 sciamani che sono in una zona protetta all'estero e per loro ha parlato gli avvocati, ma si spera che possano al più presto rientrare in Italia per deporre, per dire quale a loro giudizio è la verità. Vediamo il servizio di Daniela Sizzia. Continua la sfilata dei testimoni che stanno raccontando ai carabinieri quello che avrebbero visto o sentito quel tragico momento quando Alex Marangon si è allontanato dal gruppo ed è scomparso. Qualcuno avrebbe sentito un fruscio di alberi e foglie, poi un tonfo, altri forse un urlo. Un puzzle che piano piano si sta ricomponendo, anche se ancora molti sono gli interrogativi. Sul buco di 3 ore dal momento della scomparsa del giovane 25enne di Marcon alla chiamata ai militari dell'Arma, i partecipanti all'evento lo avrebbero giustificato dicendo di essere andati a cercarlo. Armati di pile e rallentati probabilmente dall'oscurità, si sono divisi cercandolo nel bosco, sulle rive del Piave, lungo la strada. Fino ad allora pensavano che Alex fosse vivo, magari si fosse allontanato per riprendersi e poi forse caduto. La certezza è che il giovane ad un tratto, durante il rito, ha gridato, era sotto shock, ha pianto, stava male e poi ha lasciato quello che viene definito il cerchio, uscendo dall'abbazia. Da quel momento il mistero è ancora più fitto. Quando alle prime luci dell'alba si sono resi conto che Alex era svanito nel nulla, hanno dato l'allarme. Troppo tardi? Il ragazzo che amava viaggiare, i colori e gli amici, era sulle acque del Piave, dove 2 giorni dopo è stato trovato. Fondamentali saranno gli esami tossicologici per capire se e cosa avesse assunto il giovane tanto da essere spaventato da qualcosa o da qualcuno. E la domanda di tanti è la stessa. Ma se anche gli altri partecipanti avessero assunto, ed il condizionale d'obbligo, le stesse sostanze, sarebbero stati così lucidi da vedere, sentire e percepire? L'avvocato Stefano Tigani, il legale della famiglia Marangon, chiede la verità sulla morte di Alex, verità che dovrà essere corredata da prove certe e inconfutabili. Intanto l'avvocato dei 2 curanderi, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, Oscar Palet Sant'Andreu, opta per una linea attendista. Grazie per l'interesse, ma per il momento non vogliamo fare ulteriori dichiarazioni, ma aspettare l'evoluzione dei indagini poliziali. Grazie mille. La linea attendista, mentre i genitori, gli amici, i congiunti della vittima vogliono capire che cosa è effettivamente successo. Si sta indagando a Montebello Vicentino, stanno indagando i carabinieri per individuare il responsabile dell'accoltellamento di un uomo davanti ad uno stabilimento, stava di fronte ad un'azienda quando è stato aggredito da un'altra persona a colpi di macete.
E caccia all'uomo alla ricerca dell'aggressore dell'operaio di origini indiane colpito stamani con un macete, ricoverato al San Bortolo in gravi condizioni. Una lunga scia di sangue, quella lasciata sull'asfalto in via Lungochiampo a Montebello Vicentino, in zona industriale, dove si è consumata la vicenda poco prima delle 7. Dinamica tutta da ricostruire, ignote le cause, indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Valdagno. Secondo le prime indiscrezioni, l'aggressore avrebbe affrontato l'uomo prima a parole, poi estraendo il macete e colpendolo più volte per poi darsi alla fuga. La vittima, dipendente di una conceria della zona, sarebbe stata poi soccorsa dal titolare di una ditta vicino al luogo dell'aggressione e trasportata in ospedale a Vicenza in rianimazione. Episodio di violenza tutto da chiarire che ha gettato nello shock la comunità di Montebello Vicentino. Ho provato ad informarmi se sapevamo delle criticità in zona, invece non avevamo nessuna avvisaglia. Certamente è un fatto serio, importante, che come amministrazione seguiremo in modo particolare. Montebello è un paese tranquillo, quindi non è mai successo cose del genere e quindi starà anche noi come amministrazione di fare in modo che le cose si calmino subito e che soprattutto vengano risolte. E invece c'è stata una svolta nelle indagini per la morte del giapponese Shinpei Tominaga. Il PM ha modificato l'accusa per Wedam e Juma, che dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale in concorso morale con Battistella. Vediamo i particolari in questo servizio di Francesco Pezzella. Importante svolta nelle indagini sulla morte di Shinpei Tominaga. Si aggrava la posizione di Abd Allah Jouma e Daniele Wedam, per i quali il pubblico ministero Laura Collini ha chiesto la modifica dell'accusa, contestando l'omicidio preterintenzionale in concorso morale con Samuele Battistella. Ciò significa che Jouma e Wedam dovranno rispondere, se rinviati a giudizio, dello stesso reato contestato all'autore materiale del fatto. La richiesta del PM arriva dopo l'attenta analisi di tutti i video delle telecamere di sorveglianza, quello del buonissimo kebab in via delle Pelliccerie per la parte relativa al pugno sferrato a Tominaga e quello dell'osteria da Teresina in via Sarpi, davanti alla quale i 3 trevigiani avevano avviato il pestaggio dell'ucraino Oleksandr Petrov. L'applicazione del concorso avviene perché i 3, si legge nell'ordinanza del GIP Carlotta Silva del 13 luglio scorso, con un pugno al volto materialmente sferrato da Battistella, la cui azione è stata rafforzata dalla presenza di Wedam e Jouma, cagionavano il decesso di Tominaga, intervenuto per lesioni cranico-encefaliche, fatto commesso da più persone riunite per futili motivi, in quanto Tominaga era intervenuto solo per interrompere l'aggressione nei confronti di Petrov. Sempre grazie alla ricostruzione dei fatti resa possibile dai video è caduto il reato di rissa aggravata, mentre rimane per i 3 trevigiani l'accusa di lesioni aggravate nei confronti di Giuseppe Venturini, uno degli amici di Shinpei, aggredito dopo il pugno sferrato da Battistella al giapponese. Come parte offesa di lesioni aggravate potrebbe aggiungersi Oleksandr Petrov. Caduta l'accusa di rissa nei suoi confronti, Petrov, è stato accertato dalle indagini, ha solo subito il pestaggio e l'unica reazione, uno spintone, è stata interpretata come un atto di allontanamento degli aggressori. Samuele Battistella resta in carcere per la sua decisione di non ricorrere al tribunale del riesame, mentre Wedam e Jouma trascorreranno ai domiciliari con braccialetto elettronico il periodo di custodia cautelare. Revocata la misura del divieto di dimora in Friuli Venezia Giulia nei confronti di Oleksandr Petrov, difeso dall'avvocato Anna Caserta. Battistella e Wedam sono difesi dall'avvocato Tino Maccarrone, mentre Guido Galletti è il difensore di Jouma. Ancora una persona, un uomo violento denunciato dai carabinieri di Padova perché picchiava l'anziana consorte. I carabinieri hanno sequestrato tutte le armi che deteneva in casa. Colpita dal marito con un bicchiere, un'anziana di Padova ha trovato il coraggio di denunciare l'uomo ai carabinieri di Prato della Valle. La donna si era presentata in caserma nel fine settimana con un ematoma in faccia e in forte stato di agitazione. Ai carabinieri ha raccontato di essere stata colpita dal marito, 76enne, al culmine di una lite. Curata in pronto soccorso per il trauma facciale, la 75enne, quando è tornata dai carabinieri per la denuncia, ha raccontato che le violenze duravano da tempo e le aggressioni del marito erano sempre più frequenti, tanto che in più occasioni
anni l'aveva anche minacciata di morte. Un particolare agghiacciante che ha portato i carabinieri a sequestrare preventivamente al 76enne tutte le armi che aveva in casa. L'uomo infatti possiede 3 pistole, 2 carabine, 6 fucili, una sciabola e svariate munizioni, tutte regolarmente denunciate, ma visto il comportamento violento gli sono state ritirate. Il 76enne è stato anche denunciato per maltrattamenti in famiglia. È il minimo che gli abbiano sequestrato le armi, che poi era un arsenale. E parte proprio da Treviso il progetto nazionale del Ministero della Giustizia contro la violenza di genere. Il Ministro della Giustizia, come sapete, è il trevigiano Carlo Nordio, un opuscolo che parla a donne e uomini attraverso un dialogo a fumetti. Quando si arrabbia distrugge ogni cosa, ma poi si calma e si pente. L'amo così tanto che quando mi fa arrabbiare spacco tutto. La nuova campagna informativa contro la violenza di genere si chiama Violenza Mai, un progetto nazionale del Ministero della Giustizia lanciato questa mattina proprio da Treviso. Un opuscolo che vuole arrivare a donne e uomini attraverso esempi concreti. A idearlo 2 donne. La violenza non si deve riconoscere perché spesso e volentieri nella quotidianità ci sono delle situazioni, ci sono delle frasi che magari vengono dette che sono già indicative di qualcos'altro che può succedere. Un progetto salutato con favore questa mattina da decine di associazioni, forze dell'ordine, politici, istituzioni, tutti a vario titolo coinvolti. Esiste in modo pesante e la rete che si è creata in questo territorio, ma immagino in tutta la regione Veneto, ci dà la possibilità di dare delle risposte. Anche la Chiesa deve fare la sua parte. Siamo anche un'agenzia educativa. Fianco a fianco il ministro della Giustizia Carlo Nordio e l'amico procuratore capo di Treviso Marco Martani. Il ruolo della donna purtroppo è sempre stato subalterno in gran parte della storia dell'uomo, anche dello spirito umano, nella filosofia, nell'arte, nella scienza. Bene, adesso i tempi sono cambiati. Non dimentichiamo che queste situazioni di abuso, di maltrattamenti, di violenza si innestano su una relazione di carattere amoroso o comunque affettiva e l'animo umano è molto complesso, per cui una remora alla denuncia può essere anche quella che la vittima conservi comunque un residuo di affetto, per non dire di amore, nei confronti di chi la sta trattando male. Diversi segnali d'allarme spesso scambiati per galanteria, sintomi di una violenza nascosta destinati a volte a diventare reati. Al progetto lanciato oggi seguirà una seconda fase di lavoro sul territorio per gestirne la diffusione. La raccomandazione: lo Stato esiste, lo Stato c'è, lo Stato vi aiuta, non abbiate paura di avvicinarvi allo Stato. E torniamo sulla tragedia del Brenta a Campo San Martino, dove sono morte 2 persone, un ragazzo che si era tuffato nelle acque di questo fiume e l'eroe, un altro ragazzo, un campione di braccio di ferro che aveva tentato di salvarlo. Il 23 luglio adesso dovrebbe essere il suo compleanno di fare 30 anni. Infatti io scherzavo con lui e gli dicevo faremo una grande festa visto che cambi il prefisso. E lui mi ha detto non lo so. Sabato sera mi ha chiamato, mi fa: Lilia, guarda, io domani vorrei trascorrere tutta la giornata con voi perché io non ci sarò più. E mi dispiace che non sono andato ieri in piscina con lui, che magari se andavo in piscina era vivo. Piange Lilia, accorsa con Daniel con la foto di Stefan Cristoiu e un mazzo di fiori nella spiaggetta naturale lungo il Brenta a Campo San Martino. Il corpo del giovane eroe è stato ritrovato nella tarda serata di domenica e recuperato nel cuore della notte dai sommozzatori del Vigili del Fuoco, dopo che intorno alle 17 si era lanciato in acqua nel tentativo di salvare Ramesh, 23 anni, arrivato a Padova solo 2 mesi fa dallo Sri Lanka. Alla ricerca di refrigerio aveva nuotato nel fiume, ma nel punto che i residenti chiamano la morta non ce l'aveva più fatta. Stefan Cristoiu, non ancora 30 anni, lo ha visto e si è lanciato in acqua. Lo ha raggiunto e gli ha addirittura toccato una mano, ma la corrente alla fine ha inghiottito entrambi. Sono le 11:30 quando anche il corpo di Ramesh Ganegedara viene individuato e trascinato a riva da un sommozzatore dei Vigili del Fuoco.
La corrente è forte, lo sforzo anche per un vigile del fuoco allenato grande. Abbiamo trovato al centro della morta all'interno di un giro di correnti veramente importanti. Siamo veramente soddisfatti di aver condotto le ricerche in questo modo e con estrema difficoltà abbiamo estratto il corpo del fiume. Abbiamo usato una comunicazione telefonica col sommozatore e lo abbiamo indirizzato fino a un punto dove ritenevamo ci fosse il target. Che cosa vi ha orientato ad andare a cercare proprio lì? Abbiamo ricevuto le indicazioni dei colleghi sommozzatori che questa notte hanno trovato l'altro corpo. Riteniamo che i due corpi fossero vicini e quindi abbiamo continuato le ricerche in quella direzione. 16 gradi la temperatura dell'acqua, una visibilità pari a 0, operazioni rischiose per i soccorritori che con professionalità sono tornati a immergersi nelle acque del Brenta e hanno individuato il corpo di Ramesh nell'area dove ieri sera era stato recuperato Stefan. Ricomposto a riva è il medico del 118 ad accertare la morte di Ramesh Ganegedara. C'è una leggera brezza lungo la riva del grande fiume. Le sue acque, ancora una volta, sono risultate fatali. Stefan e Ramesh, due giovani uniti da un tragico destino. Sentiamo altre testimonianze raccolte da Chiara Gagliani. Vogliamo metterci, così vede la gente, un campione. Era campione di box? No, era campione di braccio di ferro. Però era un campione su tutti i modi. Stefano sapeva nuotare? Sapeva benissimo nuotare, infatti nel momento in cui il primo ragazzo stava per affogare, sono buttati 2 o 3 ragazzi, ma lui, essendo molto forte, è riuscito ad arrivare primo. Daniel e Lilia, cugini di Stefan, piangono l'uomo dal cuore d'oro, piangono l'eroe. In Italia da quando aveva 4 anni Stefan Cristoiu viveva da un anno a Villanova di Campo San Piero, dove aveva acquistato la sua prima casa. Ha fatto tanti sforzi e alla fine era uscito, era così contento. In che settore lavorava? Corriere. Ieri sera lo aspettavo alla cena, che doveva venire a cenare da noi. Alle 5 un minuto gli ho scritto: cosa fai, non vieni? E lui mi fa: sto ancora un pochino fino alle 7, alle 7 sono da te. E non è arrivato. Era un campione di braccio di ferro, Stefan, che 2 settimane fa era tornato da Istanbul, dove aveva partecipato a una gara. Una persona buona, altruista, che non ci ha pensato un attimo a prestare soccorso a Ramesh. Avrebbe compiuto 30 anni il 23 luglio, Stefan. Ramesh di anni ne aveva 23. Era arrivato in Italia dallo Sri Lanka solo 2 mesi fa e qui era sostenuto dalla sua comunità. Ho venuto a fare una picnic qua, a fare il barbecue e fare un bagno, però in zona molto pericolosa. Alla fine lui è andato a fare il bagno un attimo e è tirato giù. Che ragazzo era Ramesh? È un bravo ragazzo, simpatico. Perché era venuto in Italia? Cercano lavoro e per quello, come noi una volta, e adesso sta cercando lavoro, è venuto qua e ha fatto una bella vita qua, però comunque è andata a finire brutto. Commosso dal gesto di Bogdan Stefan Cristoiu, anche il presidente del Veneto, Luca Zaia. Assolutamente è un fatto che tutti noi dobbiamo ricordare, lo ricorderemo per sempre, perché quello che è accaduto è assolutamente una tragedia, un atto eroico. Presidente Luca Zaia, che ha commentato questa tragedia. Intanto, come scrive in prima pagina la Tribuna Il Mattino di Padova, ci sono le 3 regole dei sindaci per limitare i morti nei fiumi: limiti agli accessi, cartelli shock e bagnini. Il consigliere regionale Luciano Sandonà, che vive nei pressi e luogo della tragedia, ha proposto la chiusura di quella che viene chiamata la spiaggetta della morte. Un tratto maledetto, quel pezzo di Brenta dove il fiume compie un piccolo salto e si incastra nella vegetazione. Una spiaggetta molto frequentata ma di fatto pericolosa, perché qui la corrente forte non lascia scampo. Lo sa bene anche il consigliere regionale Luciano Sandonà, che una decina di anni fa salvò 4 operai stranieri che si erano gettati in acqua per trovare un po' di refrigerio, richiamandoli subito a riva. Sandonà ha trascorso la domenica pomeriggio seguendo le operazioni dei vigili del fuoco. Chi è del posto evita di entrare in acqua. Qui
c'è il divieto di balneazione. Qua c'è una corrente che è fortissima, è spinta dal dislivello del fiume che crea delle buche, crea dei gorgogli, il Brenta si gira, torna indietro e questo a volte risucchia e porta giù le persone. Un divieto di balneazione che non basta. Un anno fa in questo punto un'altra persona è morta nonostante sapesse nuotare. La spiaggetta, dice San Donà, dovrebbe essere chiusa. Occorre fare un qualcosa in più e vietare per esempio l'accesso a questa spiaggia che è diventata pericolosissima, perché questo è l'unico sistema, perché qui nei giorni scorsi c'erano centinaia di persone, poi ci sono i palloni, ci sono i materassini, i bambini giocano, è un attimo che un bambino gli venga voglia di entrare in acqua e questo è il problema. San Donà ora chiede di dare a Stefan Cristoiu un riconoscimento per il suo gesto di altruismo che gli è costato la vita. È un gesto di altruismo e di eroismo estremo e credo che dovrà essere in qualche modo ricordata questa persona. È in corso a Venezia la conferenza stampa del procuratore della Repubblica Bruno Cherchi sulla clamorosa operazione che ha portato all'arresto dell'assessore Renato Borasio, operazione della Guardia di Finanza, e a misure cautelari nei confronti di una ventina di imprenditori, amministratori, insomma altre persone coinvolte in questa vicenda con accuse di corruzione e appalti. Vedremo tra poco il procuratore Bruno Cherchi. Intanto vediamo cosa è successo a Malamocco, reazioni al ferimento di diverse persone che assistevano a dei fuochi d'artificio. Sono le 23:45 di ieri sera quando, a pochi minuti dal termine dello spettacolo pirotecnico dei fuochi d'artificio che doveva concludere in bellezza i festeggiamenti per Madonna di Marina a Malamocco, antico borgo del Lido di Venezia, una festa perfettamente riuscita fino a poco prima, per un incidente alcuni fuochi, anziché essere sparati verso l'alto, raggiungono le persone che sono assiepate lungo la riva. Scoppia il panico, la fuga e il pianto dei bambini. Alla fine il bilancio conta di 2 feriti, il più grave un bimbo di 10 anni ferito alle gambe con ustioni causate da frammenti incandescenti. Ricoverato in pediatria all'ospedale civile di Venezia, non è in pericolo di vita. Il bilancio sarebbe potuto essere ancora più drammatico se i fuochi impazziti e fuori controllo avessero colpito in testa le centinaia di persone assiepate lungo la riva. Il racconto di un testimone, Matteo Pistorello. Molti bambini che sono restati letteralmente terrorizzati da quanto accaduto. Io stesso con la famiglia siamo scappati, ci siamo portati fino al chiosco convinti di essere al sicuro, sono tornato indietro per dare assistenza alle persone in riva che gli era scoppiato il fuoco a pochi metri da me e sono stato di nuovo rinvestito da altre 3-4 cariche che sono arrivate questa volta invece fino al chiosco e da lì la gente si è allontanata addirittura fino alla piazza. Sul porto i soccorsi sono arrivati subito. I volontari dell'associazione, il 118, pompieri e carabinieri per le indagini. Lo spettacolo pirotecnico è stato curato dall'azienda La Pirox di Caloneghe nel Padovano, che ha l'obbligo di garantire la sicurezza. L'associazione Festeggiamenti Malamocco non ha dunque alcuna responsabilità, anzi semmai è parte lesa insieme ai feriti, e nemmeno il comune Overa hanno avuto compiti organizzativi. Solidarietà e il sostegno dell'amministrazione a tutti coloro che sono stati feriti e ai loro familiari. Nessuna ripercussione sullo spettacolo pirotecnico del Redentore di sabato prossimo, come spiega l'assessore Zuini. Già avvisiamo che invece questi sono curati da Vela per conto del Comune di Venezia e come ogni anno il sabato mattina la commissione per i materiali esplodenti sarà sulle chiatte a verificare tutte quante le chiatte, tutti quanti i lanci di partenza, in modo da dare la massima sicurezza all'effettuazione di fuochi del Redentore.
Vi dicevo che è in corso la conferenza stampa del procuratore della Repubblica di Venezia, Bruno Cherchi, sull'arresto di Renato Boraso con l'accusa di corruzione e appalti. Ci sono altre 20 misure cautelari. Vediamo una parte della conferenza stampa del procuratore. Sentiamo cosa ha detto. Tutto sommato i fatti che sono stati finora acquisiti dall'attività di indagine sono abbastanza semplici in una sintesi, derivano sostanzialmente da un'attività per la quale sono stati individuati gravi elementi che sono stati sottoposti al GIP con un'ampia richiesta di misure cautelari. Naturalmente questa è la ricostruzione che è stata fatta, penso in maniera molto equilibrata, ma questa è una mia valutazione da parte dell'ufficio, ma è sempre una ricostruzione che è fatta in sede di indagini, in sede di valutazione da parte della registrazione della conferenza stampa di Bruno Cherchi. Eravamo in diretta, ma c'è un problema col segnale, per cui poi sentiremo in diretta Ilaria Marchiori ci riferirà cosa è emerso da questa conferenza stampa. Intanto, sempre per restare nell'ambito delle inchieste delle fiamme gialle, falsi appalti e lavoratori, una quarantina trattati come merce, 8 imprenditori denunciati dalle fiamme gialle, e qui siamo nel Trevigiano. Nuovo filone d'indagine sui falsi contratti d'appalto. La Guardia di Finanza di Treviso ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica 8 imprenditori, 3 italiani e 5 stranieri, accusati a vario titolo di reati tributari e somministrazione fraudolenta di manodopera per un giro d'affari di 4.300.000 euro. I settori finiti nel mirino delle fiamme gialle sono quelli del packaging e della grafica. 6 le imprese coinvolte nella frode, con sedi nell'Interland di Treviso. Combinate sanzioni amministrative per 92.000 euro. È emerso che i contratti di appalto erano regolati sulla base di corrispettivi derivanti dagli orari di lavoro dei dipendenti. Inoltre gli stessi operai soggiacevano alle direttive, agli ordini della committente, anziché seguire le indicazioni dei propri datori di lavoro. Un'azienda committente, 3, senza alcun titolo come agenzie interinali, avevano invece il compito di fornire manodopera a circa 40 lavoratori principalmente di origini cinesi e di ripartirsi i ricavi mediante l'emissione, attraverso altre 2 società, di fatture inesistenti per circa 750.000 euro. Che si trattasse di un meccanismo fraudolento, la stessa impresa committente ne era pienamente consapevole. Mi è emerso che la committente aveva avuto contezza di un parere legale che metteva in guardia l'azienda dal rischio di proseguire rapporti con le 3 imprese appaltatrici nelle modalità che poi abbiamo scoperto. Il ricorso a personale esterno ha consentito alle imprese committenti di disporre a piacimento di manodopera senza i vincoli e i costi fissi di un contratto a tempo indeterminato, di fatto l'anticamera del caporalato. Rappresenta un rischio importante per i lavoratori perché si creano le condizioni per il loro sfruttamento. E a proposito di lavoratori, c'è stata una protesta dei lavoratori di un'azienda di 2 ville dove ci sono degli esuberi. Queste persone hanno occupato per protesta la Marosticana con il traffico che è andato in tilt. Sentiamo da Bassano del Grappa, credo, Mirko Cavallin. Buongiorno da 2 Ville, siamo all'esterno della sede della Ascol 2, uno degli stabilimenti del gruppo Ascol. Sono 6 in tutta Italia, poi altri sono sparsi tra Europa, Asia e Sud America. La protesta dei lavoratori è scattata questa mattina, 2 ore con il blocco temporaneo anche della vicina strada Marosticana. Chiedo a Carla Grandi della Will di riassumere le ragioni della protesta di stamattina.
Sì, allora noi dopo 6 mesi di trattativa per il premio di risultato e un integrativo anche normativo, diciamo, per i lavoratori, l'azienda ci ha praticamente fatto capire che non c'erano i termini per concludere l'accordo, questo sotto il nostro punto di vista in maniera abbastanza inattesa, perché appunto avevamo fatto svariati incontri e nell'ultimo incontro noi pensavamo addirittura di concludere l'accordo e invece l'azienda ci ha detto che non c'erano i presupposti e che voleva rimandare la trattativa al prossimo anno. Considerato che i lavoratori sono stati, diciamo, per diversi anni la risposta che l'azienda ci ha dato su questo tema è sempre stato: non ci sono i termini per quest'anno, ne parliamo il prossimo anno. A questo punto abbiamo deciso di fare sentire la voce nostra e dei lavoratori, perché riteniamo che sia possibile trovare una mediazione anche se in questo momento l'azienda ha un rallentamento. Laura Scalzo, FIOM CGIL, quanti lavoratori coinvolge questa protesta o coinvolgerebbe il piano di cassa integrazione? Allora, i lavoratori di Ascol 2 che oggi scioperano sono circa 70 lavoratori. La cassa integrazione coinvolge un piccolo ristretto gruppo di lavoratori, perché in cassa integrazione c'è Ascol con 25 lavoratori e poi lo stabilimento di Ascoleva, che però oggi non è presente qui e che si occupa della mobilità elettrica, e sono circa 60 lavoratori. E anche questo è spiegabile per noi, perché Ascol 2 è per esempio un'unità produttiva florida, chiude sempre bilanci in positivo e non si capisce perché anche questi lavoratori debbano rimetterci su scelte aziendali che sono soltanto scelte aziendali. La cassa integrazione è stata però per noi un campanellino d'allarme, soprattutto per le spiegazioni della cassa integrazione, perché ci dicono che sono stati spostati i volumi produttivi a fine dell'anno, comunque ridotti rispetto al piano di produzione, e l'altro 20% che serve Ascolè fornisce la Slovenia e la Romania 2 unità produttive di Ascol, frutto di delocalizzazioni in passato di Asti e di Torino, e in questi 2 stabilimenti l'azienda annuncia licenziamenti collettivi. Poco fa è sceso il titolare, il fondatore dell'azienda, che tra poco sentiremo. Siete soddisfatti della sua risposta? Allora, noi siamo intanto contenti e abbiamo apprezzato che sia venuto a parlarci. Il nostro intento anche di questi giorni dopo il primo sciopero era sempre stato quello di tornare al tavolo, quindi noi ci auguriamo che il suo intervento di questa mattina e la sua decisione di parlare con noi significhi che ci riconvocheranno presto al tavolo. Vi ringrazio, perché è già ora per voi di tornare al lavoro. Allora sentiamo che cosa ha detto poco fa il titolare a questi lavoratori e poi linea allo studio. Ho detto ai miei operai che non credo che possano dire in tutta la mia vita che sono stato qua che non ho mai fatto una promessa che non ho mantenuto. E mi hanno fatto un applauso. Hanno detto è vero. Quindi la promessa è che i loro posti sono al sicuro? La promessa è che nel limite della fattibilità e nel limite del possibile i loro posti sono assolutamente al sicuro. Ci sono progetti di delocalizzazione? Sentivo dire, voi avete già comunque Noi stabilimenti abbiamo all'estero? delocalizzato tutto quello che doveva essere delocalizzato. Sine strepitu ac contumelia, dicono i legali. Senza far rumore? Senza rumore e senza litigi. Hai capito? Abbiamo sempre cercato collaborazione, dialogo, e con la buona volontà credo che si trovino tutte le soluzioni, la soluzione a tutti i problemi. Una notizia uscita poco fa riguarda l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità e trasporti Renato Boraso. Sarebbe stato indagato, notizia uscita dalla conferenza stampa della Procura della Repubblica, anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro.
Andiamo a Bassano del Grappa per una storia che riguarda un disabile ipovedente. Da un anno ha la linea fissa Telecom che non funziona. E io chiamo Rete Veneta, lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Ecco, la segnalazione di oggi parte proprio dalla difficoltà di chiamarci, non solo a noi di Rete Veneta, ma di chiamare in generale, perché siamo a Solagna, a casa del signor Gianluca, che da oltre un anno si trova costretto a convivere con un problema di isolamento, cioè non riesce a effettuare e a ricevere telefonate dalla sua linea fissa. Un problema che qualche tempo fa sembrava essersi risolto, ma che a inizio estate di quest'anno si è ripresentato, e così questo telefono, che risulta indispensabile per il signor Gianluca, rimane muto. Signor Gianluca, qual è il suo problema? Praticamente lei è isolato, non riesce ad avere la linea fissa, né a ricevere né a effettuare chiamate. Mi serve la linea fissa, anche perché ho il telesoccorso per fatto di emergenza. Lei ha fatto chiaramente dei reclami, ha avanzato dei reclami alla Telecom. Che cosa le hanno detto? Diciamo, nei reclami dall'inizio avevo anche trovato una persona tecnica che mi ha spiegato anche il problema in sé, era verso i primi di giugno, pensando, sapendo il problema da sistemare, sapeva già tutto, insomma, e continuato questo di servizio. Ho richiamato il servizio, il 187, mi sono trovato a Malparata e a questo punto mi sono rivolto a chi ha più potere anche per risolvere questo problema, che, ripeto, la linea mi serve, c'è anche il telesoccorso, ripeto, per emergenze, che speriamo di non usarlo, ma insomma. Cosa le hanno detto? Qual è il problema? Cioè, tecnicamente era anche il tecnico che era intervenuto l'anno scorso e che è venuto anche qui a casa mia, era una persona in gamba, perché mi ha detto era un fatto di isolamento, tecnicamente parlando. Ha detto vabbè, se sapete fate quel che dovete fare, ripeto, perché serve. E da allora diciamo ho continuato a reclamare nelle situazioni in cui non potevo chiamare con il fisso. Dovevo disturbare altra gente per poter comunicare con il 187. Una volta nel funzionamento parziale del telefono, dell'apparecchio, ho fatto sentire il disturbo all'addetto che riceveva il mio reclamo. Diceva, sì, è disturbato. Lo so che è disturbato, vedete voi, insomma, ripeto che mi serve il telefono fisso, ecco. Ripeto che anche questi 4 mesi di disservizio io lo pago, ecco. Il signor Gianluca è anche ipovedente, ha delle difficoltà alla vista e quindi per lui riuscire ad avere un servizio funzionante, comodo, pratico diventa quasi indispensabile, anche perché usare gli smartphone, usare i telefonini è sicuramente un po' più complicato. Lei è costretto quasi a chiedere costantemente aiuto ai suoi familiari, ai suoi amici per effettuare le telefonate. Sì, ripeto, allora chiamando si sbloccava, adesso rimane completamente bloccato, proprio completamente staccato, vorrei dire. Non so il perché, insomma, ecco, dopo tutti i reclami che ho fatto, insomma, chiedo un servizio che, ripeto, lo paghiamo, lo pago. Allora, grazie ad Alex Giuliano della nostra redazione Bassano del Grappa. Altri particolari che riguardano l'indagine a carico anche del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, oltre al quale sono indagati in questa inchiesta della Guardia di Finanza anche il capo di gabinetto del sindaco e direttore generale del comune Morris Ceron, sto leggendo un'ANS, il vice capo di gabinetto Derek Donadini. La vicenda che coinvolge Brugnaro
riguarderebbe le trattative di vendita all'imprenditore Kiat Kwong Ching di Singapore dell'area del Pili che si affaccia sulla laguna di Venezia. Gli accertamenti riguardano il Blind Trust che gestisce il patrimonio del sindaco. Andiamo in pubblicità con Italo Morao e Mattia Pizzaia oggi in regia e poi dovremmo avere in diretta dal Tribunale di Venezia Ilaria Marchiori che ha assistito alla conferenza stampa del procuratore Bruno Cherchi. Prendiamo con la clamorosa operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità e ai trasporti di Venezia Renato Boraso, accusato di corruzione e appalti. È finita da poco la conferenza stampa del procuratore della Repubblica Bruno Cherchi. Sentiamo tutte le novità, compreso l'avviso di garanzia al sindaco Brugnaro da Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Si è proprio appena conclusa la conferenza stampa del procuratore capo Bruno Cherchi qui a Venezia. Questa mattina si è abbattuta una vera e propria bufera in città e soprattutto sull'amministrazione comunale. In qualche modo sembra di essere tornati indietro nel tempo a parecchi anni fa, quando invece la città si era svegliata con quello che fu lo scandalo Mose. Bene, come hai anticipato tu, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, iscritto nel registro degli indagati, gli è stato consegnato un avviso di garanzia. Il procuratore Cherchi ha voluto specificare più e più volte a sua tutela, l'ha voluto evidenziare più e più volte, quindi lo riportiamo anche noi per quanto riguarda un approfondimento su quello che è la questione della vendita all'imprenditore cinese di Singapore dell'area del Pili, che lo ricordiamo si affaccia sulla laguna di Venezia, di cui in questi anni abbiamo sentito parlare a lungo, e gli accertamenti riguardano appunto il Blind Trust che gestisce il patrimonio del sindaco Brugnaro. Questo nell'ambito dell'indagine che però ha visto arrestare l'assessore comunale ai trasporti e alla mobilità Renato Boraso, oltre a un imprenditore. L'assessore Boraso è stato portato in carcere per paura di inquinamento delle prove, perché l'indagine è iniziata già da qualche anno, tutto è partito da un esposto nel 2021, poi le indagini sono state avviate nella primavera 2022, quindi parliamo già di qualche anno. In qualche modo sembra che l'assessore fosse stato avvisato negli ultimi tempi e quindi che stesse ultimamente cercando di eliminare alcune prove, dunque proprio per questo sarebbe stato portato in carcere. Oltre a lui è arrestato anche un imprenditore di Mira, e invece oltre al sindaco Brugnaro sono indagati anche il direttore generale del Comune di Venezia Morris Ceron e il vice capo di gabinetto Derek Donadini. Altri i funzionari e gli imprenditori coinvolti in questa indagine e inchiesta della Guardia di Finanza. Dunque ora sarà da capire quali saranno le prossime mosse. Ovviamente si stanno anche scatenando le opposizioni in Consiglio Comunale, dall'amministrazione, dalla maggioranza per ora tutto tace, e dunque questi i contenuti principali della conferenza stampa che si è appena conclusa. Tra l'altro parliamo è stato effettuato anche un sequestro preventivo importante disposto proprio nei confronti di Boraso e di altri imprenditori accusati però in maniera differente, perché appunto coinvolti con accuse e gravità diverse, e si parla di circa 2 milioni di euro, questo per quanto riguarda il sequestro preventivo. Tutto è partito da questo esposto che non è, lo ripeto, che non era direttamente, che non coinvolgeva direttamente l'assessore Boraso, ma ci si è arrivati proprio iniziando le indagini. Ovviamente ci sono state perquisizioni nei
luoghi, oltre alle abitazioni dell'assessore Boraso, nelle varie aziende e ovviamente anche in quelli che sono i luoghi principali, le sedi dell'amministrazione comunale. Quindi ecco, un'altra bufera che a distanza di anni si abbatte ancora una volta sul Comune di Venezia. Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, grazie molte, grazie. Un terremoto politico giudiziario dalle conseguenze inimmaginabili. E intanto restiamo sulla cronaca a Venezia, sui suicidi in carcere. C'è stato un secondo suicidio proprio a Venezia nel giro di pochi mesi. Una situazione drammatica in tutta Italia anche per gli agenti di polizia penitenziaria. Il sindacato denuncia, il governo non trova soluzioni. Un altro suicidio nel carcere veneziano di Santa Maria Maggiore, il secondo in pochi mesi, il 56esimo in Italia. Un 37enne originario di San Donà di Piave, detenuto per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, si è impiccato col lenzuolo nella sua cella. Oltre ai detenuti però si sono tolti la vita anche 6 agenti di polizia penitenziaria e il governo, denuncia il segretario generale del sindacato, non trova soluzioni. Una strage senza fine, siamo arrivati a 60 suicidi, di cui una buona parte nella regione Veneto. Sia la polizia penitenziaria in primis che i detenuti si vedono costretti ad affrontare tutte le necessità e tutte le esigenze nell'assoluta indifferenza del governo. Noi abbiamo chiesto più volte di avvicendare sia il ministro, ma in modo particolare il sottosegretario Del Mastro, che ha la delega alle carceri e che ha dimostrato nel corso di questo periodo, dell'ultimo anno e mezzo, di non aver trovato nessuna soluzione. Reazioni politiche da più fronti. Il senatore veneziano Dem Martella ha depositato un'interrogazione al ministro Nordio per chiedere di intervenire tempestivamente, mentre i consiglieri Zottis e Montanariello si appellano alla Regione. La Regione può fare tanto, può intervenire attraverso il garante dei diritti della persona, che è una figura importantissima, che viene nominata dal Consiglio regionale, alla quale noi chiederemo di intervenire, perché la vicenda nelle carceri italiane in sé per sé è una vicenda sicuramente esplosiva, ma nel carcere di Venezia, a Santa Maria Maggiore, ancora di più. Si parla del 155% di detenuti in più a quelli che possono essere ospitati. Bisogna affrontare il problema in modo molto serio. E su questo è intervenuto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ha detto che il governo sta intervenendo su più fronti, ma il suicidio in carcere è uno di quei flagelli che è difficilissimo prevenire. Sentiamo ancora Ilaria Marchiori. Abbiamo stanziato già 5 milioni per assumere e ritribuire quelli che già ci sono professionisti della psicologia, per capire anche qui quali possono essere i segnali di allarme. Detto questo, il rapporto tra causa ed effetto del cosiddetto sovraffollamento non è poi così sicuro. Ci sono stati dei casi negli anni scorsi in cui le carceri erano più sovraffollate e c'erano meno suicidi. Purtroppo ci sono un 20-30% di detenuti in attesa di giudizio e anche lì si dovrà intervenire sulla limitazione della carcerazione preventiva, perché poi spesso queste carcerazioni si rivelano ingiustificate. Poi noi stiamo agendo molto sulla possibilità di contrarre degli accordi con gli stati stranieri, con gli stati esteri, perché sapete che il 50% dei nostri detenuti è straniero. Da ultimo, sempre per dimostrare proprio il mistero della mente umana di persone che si suicidano, va detto che molto spesso queste sono persone che sono addirittura in procinto di essere liberate, e questo ti fa molto riflettere sul fatto che, fermo restando tutta la nostra attenzione sull'aiuto psicologico e sul controllo da fare nell'ambito delle carceri, il suicidio in carcere purtroppo è uno di quei flagelli che è difficilissimo da prevenire. Passiamo alla politica, ai protagonisti della politica, con la nuova classifica del Sole 24 Ore sull'indice di gradimento di sindaci
e governatori. Sul podio tra i presidenti di regione ci sono Massimiliano Fedriga, Stefano Bonaccini e Luca Zaia. Per quanto riguarda i sindaci del Veneto guadagna moltissime posizioni Mario Conte. Stiamo parlando di statistiche, poi diciamo è fondamentale lavorare. Considerate che il mio lavoro è tutto incentrato sul Veneto, quindi ho fatto quello che dovevo fare, poi il confronto ovviamente deve essere fatto, viene fatto dai giornali, se si faccia pure non mi cambia nulla, e devo dire solo che è un bel risultato, 66%. Nella classifica del Sole 24 Ore, che puntualmente ogni anno mette a confronto sindaci e governatori d'Italia, la governance poll, il governatore del Veneto perde 2 posizioni e scivola dietro. Stefano Bonaccini nel 2023 era al primo posto, seguito da Fedriga, oggi in testa. La prende con vero spirito sportivo Luca Zaia. Ho lavorato per i veneti, dice, e lo farò fino all'ultimo giorno, alludendo forse a quel terzo mandato che fino ad oggi gli è stato negato. È fondamentale che i veneti abbiano la tranquillità di avere un governatore che fa il governatore per il Veneto, difende il Veneto fino all'ultimo giorno. Mandato che potrebbe raccogliere come candidato del centrodestra, viste le preferenze messe a segno nello stesso sondaggio, proprio quel Mario Conte, sindaco di Treviso, che in classifica sale vertiginosamente fino ad approdare nella top 5. Diciamo che è l'inizio di un percorso che si basa sul grande impegno, sul grande lavoro, il grande ascolto nei confronti della comunità. Poi quello che sarà in futuro francamente non ve lo so dire, di sicuro però il presente si chiama città di Treviso. Conte ringrazia i trevigiani per la fiducia, le aspettative vanno ripagate, dice lavorerò ancora più sodo. Sul possibile approdo in regione come candidato per ora glissa, ma non esclude. Ovviamente farebbe piacere a chiunque, però sono orgoglioso che il mio nome oggi sia accostato a quello del sindaco di Treviso. Intanto c'è grande attesa per capire a chi sarà assegnato il posto dell'assessore Elena Donazzani in regione. Zaia conferma di essere in attesa delle sue dimissioni ufficiali che potrebbero arrivare già venerdì. Poi il confronto con gli alleati. Mi confronto con chi comunque riesce a far sintesi rispetto a quel partito, visto e considerato che è innegabile che quello è uno spazio che io ho sempre dedicato a Fratelli d'Italia. Diamo un'altra notizia che sta tenendo banco sui giornali del Veneto e non solo: la tennista Camila Giorgi, la cantante vicentina Madame e i vaccini anti-Covid per il Green Pass. La dottoressa che attestò le iniezioni patteggia erano falsi, quindi si complica la situazione di queste due protagoniste dello sport e della musica. Diga del Vanoi, il progetto del Consorzio Brenta va avanti nonostante la contrarietà delle province di Belluno e di Trento e nonostante il presunto stralcio dell'invaso dall'elenco delle opere prioritarie del Veneto contro la siccità. Per la prima volta, oggi ha detto la sua, ieri, il presidente della regione Zaia, l'ok solo se ce lo diranno i tecnici. Sentiamo. Per noi è fondamentale che comunque siano i tecnici a valutare fino in fondo l'opera. Io non ho posizioni precostituite, non ci sono pregiudiziali né in una direzione né nell'altra, ma la parola aspetta i tecnici. Di certo non possiamo metterci noi a assumersi responsabilità su fatti tecnici che non conosciamo. Prende tempo il presidente Zaia dopo un lungo periodo di silenzio e reiterati appelli a fermare l'invaso da 33 milioni di metri cubi d'acqua, che sulla carta presenta rischi di gran lunga superiori ai benefici, che in un secolo tecnicamente ha solo incassato esiti di indagini che ne hanno bloccato la realizzazione per irrisolvibili problemi geologici. Lo scorso maggio sembrava che tutto si fosse fermato, al punto che la notizia dello stralcio dell'opera dall'elenco delle opere prioritarie del commissario per l'emergenza idrica aveva convinto tutti a votare all'unanimità l'ordine del giorno emendato presentato dal centro-sinistra in Consiglio provinciale contro la realizzazione della diga. Restava un unico cruccio pur secondario. L'opera risultava ancora presente nel progetto Laghetti delle associazioni consorzi di bonifica. A inizio luglio l'inaspettato colpo di scena. Il Consorzio Brenta ha comunicato che il progetto della diga è pronto e che gli enti interessati entro questa settimana dovranno aderire al dibattito pubblico obbligatorio. La provincia autonoma di Trento, con il presidente Fugatti, subito ha diffidato il Consorzio Brenta a proseguire nella progettazione. Noi rispettiamo la posizione del Trentino Alto Adige, figuriamoci della provincia autonoma di Trento. Abbiamo questa verifica tecnica che è doverosa
onerosa da fare, onde evitare che qualcuno magari un giorno non dica non si è fatta l'opera e non avete neanche fatto le verifiche. Sul fatto che un invaso d'acqua possa portare benefici al territorio non si discute, sul fatto che sia sicuro al 100% ce lo devono dire i tecnici, di certo non io, ha affermato Zaia, pur se informalmente proprio i tecnici della regione avrebbero riferito che la decisione è tutta politica. Sullo sfondo la verità lapalissiana del Vajont. Ogni opera deve comunque essere definita dai tecnici, consideriamo che quella del Vajont poi fu valorizzata e ha una storia tutta a sé, peraltro col Vajont ricordiamoci che c'era anche comunque concretamente il pericolo della frana. Le frane anche recenti nelle zone limitrofe all'area individuata per la costruzione del bacino del Vanoi basterebbero da sole a fugare dubbi o ulteriori studi. Zaia ha detto che ci vuole il massimo rispetto per tutti quelli che hanno delle perplessità e che i temi sollevati devono essere approfonditi fino in fondo. Ciò non toglie, ha concluso, che la posizione ideologica è una cosa, la posizione tecnica un'altra. Il gruppo consigliare regionale del PD ha sottoscritto una mozione, lapidaria la capogruppo Vanessa Camani. La giunta, Bottacin e Zaia devono uscire da ogni ambiguità a fronte di un'opera di evidente impatto ambientale in un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo. Servizio di Tiziana Bolognani. La Regione Veneto, in raccordo con il Dipartimento della Protezione Civile, ricorda che dopodomani, giovedì 18 luglio, alle ore 12, ci sarà un nuovo test del sistema IT Alert di allarme pubblico nazionale. Verrà simulato il collasso della diga Lastua, in provincia di Belluno, coinvolti 3 comuni del Bellunese, cioè Cesio Maggiore, Feltre e Setteville, e 10 del Trevigiano, Croncetta del Montello, Giavera del Montello, Moriago della Battaglia, Nervesa della Battaglia, Pederobba, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, Volpago del Montello. I cellulari presenti nel perimetro amministrativo dei comuni coinvolti saranno raggiunti da un messaggio di IT Alert nel quale sarà specificato che si tratta di un test. Suoneranno contemporaneamente emettendo un suono diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati. Il messaggio arriverà una sola volta in un orario compreso tra le 12 e le 13, quindi giovedì non vi spaventate se arriva questo allarme. Ha una capacità di 40.000 metri cubi la cassa di laminazione inaugurata tra Breganze e Colceresa, e si è visto anche recentemente che questi bacini di laminazione sono provvidenziali per evitare inondazioni. Per capire l'importanza di un bacino di laminazione piccolo come quello appena inaugurato tra Colceresa e Breganze, basta riavvolgere il nastro di appena 4 anni, 30 agosto 2020. Il vicino sottopasso della Gasparona, che transita sotto la superstrada pedemontana, andò sott'acqua 2 volte nel giro di un anno, e anche appena entrata in funzione, seppure parzialmente, la cassa si è già attivata 5 volte. È una zona ricca d'acqua quando piove, purtroppo, e quando piove qui succedono i danni perché i canali sono quelli che sono, non sono stati allargati in questi anni. Si è pensato solo a costruire senza creare nuove vie d'acqua, e quindi quando c'è una pioggia intensa qui purtroppo ci sono delle tracinazioni e si mette a rischio veramente il territorio. Qui il terreno è argilloso e impermeabile, ogni pioggia abbondante rischia di creare problemi. L'opera si trova al confine dei comuni di Colceresa e Breganze. Qui abbiamo abbattuto i campanili e abbiamo collaborato assieme al Consorzio di Bonifica per risolvere una problematica che era pesante, risultava pesante sul territorio. Ci siamo trovati questo problema risolto di fatto, e fatto anche, come abbiamo sentito, in tempi molto brevi grazie alle sinergie e alla collaborazione di più istituzioni. Ci auspichiamo che sia possibile sempre fare così, magari evitando di arrivare a un problema da risolvere, magari a una soluzione già buona in origine, ma in ogni caso progettare e realizzare opere pubbliche non è mai facile, da qualsiasi parte politica ci sia. L'intervento, finanziato coi fondi stanziati dalla Protezione Civile Nazionale dopo la tempesta Vaia, è costato 1,5 milioni di euro, a cui si sommano 550.000 euro per la pulizia e la sistemazione delle sponde. Questa cassa di laminazione attenua gli effetti portati dalle piene dell'Ariale, dell'Avert e dell'Astico Tesina, ma non è l'unica realizzata lungo l'asta del Brenta. Parlo della cassa di espansione che sono state fatte a Romano Isolino, quelle che sono state fatte a Rossano Veneto, a Mussolini
provente, tutti i canali scolmatori che stiamo prendendo per mano uno per uno, e quindi è un'opera intensa anche con la collaborazione della Regione Veneto che ci supporta abbastanza in questo senso, e quindi stiamo percorrendo un percorso che ci permette di mettere in sicurezza il territorio. 2 minuti di pubblicità e torniamo subito. Sfuma il sogno di una dunata nazionale degli alpini a Bassano del Grappa, però invece prende forma l'ipotesi di una triveneta che potrebbe arrivare anche molto presto. Sfuma il sogno della dunata nazionale degli alpini per Bassano, almeno per ora. Ma sulla Triveneta, pardon, sul raduno del terzo raggruppamento, potrebbero arrivare clamorose novità nell'immediato futuro. Arrivano elettrizzanti indiscrezioni dalle celebrazioni dei 100 anni delle Penne Nere dell'Altopiano, dove uno dei temi più gettonati delle chiacchierate fra i partecipanti è stato proprio il calendario dei prossimi appuntamenti. Dopo la gloriosa e storica dunata vicentina, infatti, l'entusiasmo aveva portato a far parlare della città del Ponte come di una sede papabile. In realtà pare proprio che la prelazione veneta debba andare a Verona e che quindi ci sia da aspettare in fila piuttosto a lungo per rivedere un raduno nazionale a Bassano. Fa piacere a tutti pensare di chiedere una dunata nazionale o un raduno del Triveneto, perché è una cosa prestigiosa, naturalmente al di là dell'impegno, e non è da poco, però bisogna rispettare appunto vincoli di amicizia e prerogative di assegnazione. Nessuno si sbottona ovviamente, ma si rincorrono le voci che vedono Bassano pronta a candidarsi ufficialmente per una Triveneta dopo Conegliano, sede l'anno prossimo, e Gemona che ospiterà il terzo raggruppamento nel 2026. Sono in fase di ultimazione, diciamo, delle ipotesi che a breve, verso fine anno, verranno anche poi ratificate, che vedrà il calendario sistemarsi per i prossimi 2, 3, 4 anni. Ospitare una Triveneta sarebbe per Bassano un gran bel colpo e le immagini degli ultimi appuntamenti di rilievo in città gonfiano il cuore di bassanesi e alpini che da queste parti si sentono a casa loro. Tanto da affollare il ponte e le piazze anche senza appuntamenti ufficiali. Non è che non si vedano le penne nere sul ponte, a dire la verità, senza alcuna presunzione, perché nel 2024, ne parlavo l'altro giorno in consiglio con i miei, diciamo che Bassano per quanto riguarda penne nere ne ha avute il numero giusto, sia con la consegna del cappello alpino che poi anche con la dunata di Vicenza, che ha visto coinvolto poi tutto il territorio della provincia di Vicenza, e Bassano è stata fra le coprotagoniste. Durante la dunata di Vicenza migliaia di alpini hanno deciso di rendere omaggio al ponte che porta il loro nome, rinsaldando ancora una volta quel vincolo fortissimo che c'è fra Bassano e le Penne Nere. Ci sono le immagini, i video del sabato pomeriggio che il ponte era strapieno, così come le piazze, e questa è una bella cosa perché conforta, significa che il territorio vicentino si può definire per eccellenza territorio alpino. Quindi non resta che aspettare e incrociare le dita, sperando di poter sentire ancora una volta questa musica rimbalzare dal ponte alla Brenta e giù fino al cuore di grandi e piccoli. Sconcerto, sgomento a Mussolente perché nel cimitero sono stati riscontrata la presenza di resti a cielo aperto. Vediamo. Una bella attenzione per i defunti. Con sarcasmo un telespettatore ci segnala un macabro ritrovamento nel cimitero di Mussolente nei pressi del santuario della Madonna dell'Acqua. Proprio all'ingresso del Camposanto, in un mucchio di terra, si intravede un pezzo di marmo e anche un osso che spicca per il colore bianco. Chi ci ha scritto parla di un'esumazione risalente al 29 giugno. Della situazione siamo andati a chiedere conto al sindaco Elena Bontorin, che ha visionato con noi le immagini. So che vi è stata segnalata un'esumazione in data 29 giugno, ma di fatto questa non è avvenuta perché le ultime esumazioni fatte nel cimitero di Mussolente risalgono a 2 anni fa. Segnalazioni dirette al comune non ne sono arrivate. Qui, specie nei livelli più elevati e più antichi del cimitero, le tumulazioni si fanno con la cassa direttamente nella terra, come in altri cimiteri della Pedemontana. Cimiteri in cui anche dopo anni che vengono appunto esumati dei corpi, soprattutto causa le ingenti piogge degli ultimi mesi, può essere che affiori dal terreno qualche resto in più. Cosa viene fatto? Normalmente viene fatto che le ossa vengono recuperate
dignitosamente, vengono messe nella fossa comune che abbiamo, mentre i resti di vestiti o di casse mortuarie nel momento in cui vengono trovate vengono riposte in un'adeguata cassettina che poi qualora insomma ce n'è la possibilità viene incenerita insieme a dell'altro materiale. Ecco allora spiegato il cumulo di terra. Il cumulo di terra è dovuto invece a anzi tre inumazioni che sono state fatte nell'ultimo periodo, quindi sepolture a terra di persone, e il cumulo di terra spesso viene tenuto, quindi operazione diciamo di normalità, insomma di prassi, cumulo di terra che viene tenuto proprio per poi coprire avvallamenti del terreno che si creano una volta insomma che è stata fatta appunto la sepoltura. E facciamo un salto un po' brusco dal macabro allo spettacolo per il fenomeno internet della nonna veneta Marisa, che arriva in Piazza della Frutta a Padova per uno show estivo che vuole far vivere il centro storico e i suoi locali. Ciao ragazzi, siamo qua pronti e vi aspettiamo il 18 luglio in Piazza della Frutta a Padova col tutto fa brodo show Paranormal Edition. Mi raccomando, portate via un ventaglio perché se sei un fian de afas amico e scaldane con un caldo becco, quindi anche a voi altri non costare il fresco. Occhiale rosso ed è subito nonna Marisa. Il fenomeno di YouTube Francesco Barutto si trasforma nel suo alter ego per lanciare un appuntamento dedicato ai padovani, un'iniziativa pensata da Ape che ha trovato il sostegno dell'amministrazione comunale. Giovedì sera 18 luglio in Piazza della Frutta a Padova uno spettacolo della famosa nonna Marisa per animare il centro storico e riempire i locali. La speranza è nei prossimi anni di ampliare questo evento, di portarlo anche nelle piazze al di fuori del centro storico. Lo scopo è quello di portare dei clienti in un momento storico, un momento periodo dell'anno che magari c'è meno affluenza e insomma dare anche un po' di respiro alle nostre attività. Lo spettacolo gratuito vuole richiamare i padovani e chi arriva da fuori provincia e far frequentare i locali del centro di Padova anche nelle torride serate estive. Vogliamo una città viva anche nel corso dell'estate, una città che è sempre più frequentata e che quindi può in questa occasione godere di una bella serata di intrattenimento con uno spettacolo dedicato anche all'idea di non perdere determinate tradizioni. Protagonista Francesco Barutto, in arte Baruz, 23enne di Monselice, è diventato durante il Covid un fenomeno su YouTube e TikTok per il suo personaggio della nonna veneta. Il suo show Tutto fa brodo Paranormal Edition conta già 23 repliche programmate in tutto il Veneto. Ciao a tutti. Tutto fa brodo Paranormal Edition è già tutto un programma, per cui ci saranno molte risate, uno spettacolo molto divertente. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, grazie per aver scelto la nostra informazione, grazie ai registi Italo Morao e Mattia Pizzaia. Ci vediamo stasera a Focus e vi ricordo la notizia che forse ho ancora... No, non ce l'ho più sul monitor, la notizia clamorosa di oggi, cioè un'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto dell'assessore alla mobilità e ai trasporti di Venezia, Renato Boraso, che è spessissimo ospite dei nostri programmi di Focus e dei nostri telegiornali anche per tanti episodi di cronaca che ha commentato in questi ultimi anni, e in questa inchiesta è stato inviato un avviso di garanzia anche al sindaco Luigi Brugnaro. Si tratta di un'inchiesta che riguarda l'area del Pili e la vendita di Palazzo Papadopoli che si affaccia sul Canal Grande, gravi le accuse, corruzione e appalti. Buona giornata, arrivederci.